Siamo qui sulla sponda del Rio Branco, il grande fiume che attraversa da nord a sud Roraima fino a incontrare il Rio Negro, che è uno dei fiumi che forma il Rio delle Amazzoni. E come potete notare alle mie spalle, in questo momento siamo in una stagione secca, il fiume è molto basso. A partire da metà di questo mese di aprile, con le piogge, inizierà a aumentare il livello dell'acqua e sarà possibile scendere con le barche per visitare le comunità riberigne. È un progetto missionario che abbiamo assunto come Diocesi di Padova di accompagnare la vita, la formazione di queste piccole comunità, nuclei umani che vivono per lo più di pesca, di piccola agricoltura familiare e adesso con il contrasto con la pesca sportiva che sta arrivando anche in queste comunità. Il nostro lavoro è di evangelizzazione, di formazione di questi piccoli nuclei perché possano essere espressioni di fede, espressioni di condivisione di una parola di Dio significativa. Le piccole risorse che possiamo incontrare qui non sono sufficienti per poter accompagnare in forma positiva le persone, la vita, giorno dopo giorno di queste comunità. Il nostro progetto, la nostra idea è di poter abitare il più possibile in mezzo a queste persone, vivendo quindi in piccole case, con l'aiuto di piccole barche per spostarsi da una comunità all'altra e così poter essere significativi come una presenza silenziosa ma significativa di Vangelo in mezzo alle persone. Il nostro obiettivo è anche portare a riscattare la vita, la piccola economia locale contro i grandi impresari di pesca sportiva che stanno arrivando, che stanno distruggendo purtroppo la vita di queste piccole realtà. La nostra esperienza ci porta a scontrarci a volte con scelte economiche, interessi di grandi impresari che vengono dal Nord America o dall'Europa proprio qui, miliardari, e che purtroppo attorno o dietro la pesca sportiva nascondono un traffico di persone, compravendita di bambini per avviamento alla prostituzione e traffico anche di droghe. Una realtà come il Basso Rio Branco molto così isolata, di difficile accesso e quindi anche difficile controllo, purtroppo si presta molto a abusi di questo tipo. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare in modo che ci possa essere un'alternativa possibile anche per queste persone. Trovare alla luce del Vangelo cammini di autosostegno e di vita degna di figli di Dio.